Piras. 2 nuovi record di categoria e un assoluto individuale. Queste le migliori prestazioni dei campionati primaverili sardi di nuoto. Nella 2 giorni di competizioni svoltesi nella nuova piscina di Quartu si sono fronteggiate le migliori leve del nuoto isolano. 9 i club che hanno preso parte alla manifestazione, vinta per punteggio societario dall'Esperia Cagliari, che porta a casa, oltre a 18 titoli regionali, anche il nuovo primato assoluto della 4% stile libero femminile, col tempo di 4 minuti 13 secondi 80 decimi. Si sta confermando come società leader in Sardegna, dispone di una squadra abbastanza equilibrata sia nel settore maschile che femminile e più o meno in tutti gli stili. Forse il risultato di spicco di questa edizione dei campionati è il record della 4% stile libero femminile. Secondi invece sempre a livello societario i portacolori dello Sport Full Time Sassari, che conquistano 2 nuovi primati ragazzi nella staffetta 4x200 stile libero maschi col tempo di 8:32,66 e nei 400 misti femmine con la giovane Maria Teresa Orani. 5:24,64 il tempo da lei realizzato, prestazione che le valsa anche il terzo posto assoluto. Il nostro obiettivo non erano questi assoluti, perché per preparare gli assoluti bisogna avere degli atleti abbastanza grandi. Noi fortunatamente nell'ultimo periodo abbiamo cercato di tirare fuori delle squadrette giovanili, abbiamo iniziato già 2 o 3 anni fa con gli esordienti e abbiamo vinto per 2 o 3 anni di seguito il campionato esordienti sia B e sia esordiente A. Adesso queste esordienti sono diventate categoria ragazzi e già ci stiamo facendo onori in una categoria assoluta con quasi tutti i giovani, l'80% dei giovani, e stiamo sicuramente rappresentando bene quelle che sono le società. Le gare appena conclusesi sabato scorso erano l'ultima occasione utile per conseguire i tempi limiti per i campionati italiani assoluti di Livorno, a cui prenderanno parte solo 2 nuotatrici sarde, Laura Piras del Green Alghero e Valentina Caria dello Sport Gest Sestu.